Allora, siamo con Pierluigi Scotto, allenatore del Latte Dolce. Mister, quanto è importante questa vittoria oggi? È importantissimo perché ci dà l'opportunità innanzitutto di scalare posizioni in classifica, ma soprattutto ci dà l'opportunità di lavorare veramente in settimana con un altro spirito, perché chiaramente veniamo dalla sconfitta di Sorso, ma avevamo fatto molto bene in casa con l'Orione e ora questa vittoria ci dà un attimino di morale, anche se devo dire che l'impegno di Coppa Italia in questo momento sarebbe stato meglio averlo magari la settimana prossima, perché questa settimana poi andremo anche all'Acquedotto a giocare il derby con la Torres e dunque insomma è una settimana ricca di impegni e comunque la vittoria di oggi ci agevola per lavorare in una certa maniera, speriamo di lavorare al meglio. Non ci voleva la doppia ammonizione di Delizos, a mio avviso è ingiusta perché è un ragazzo che oggi ha lottato, ha fatto gol, è stato bravissimo durante la gara e mi dispiace molto che ci possa mancare, tra l'altro in questo momento in organico è l'unica prima punta che abbiamo e domenica all'Acquedotto ci sarebbe tornato utile. Sì. Mister, quali sono le difficoltà che si hanno quando si prende una squadra in corsa, da tutti i punti di vista, diciamo? Ma infatti ecco, io non era il massimo della vita quello di prendere una squadra in corsa, perché io sono un allenatore che comunque piace lavorare veramente iniziando ad agosto per impostare quello che è il mio credo calcistico, quello che io credo che sia giusto fare quando si gioca a calcio. Purtroppo quando arrivi in corsa, senza niente togliere a chi allenava prima la squadra, tu devi dare la tua impronta, non è facile, anche perché comunque si va incontro a mesi dove sono mesi invernali, anche quelle pause che ti permettono di fare tattica, che ti permettono di impostare la squadra come tu vuoi, vengono a mancare. Però piano piano stiamo lavorando e ora diciamo che la squadra, il primo tempo a me è piaciuta tantissimo, il secondo un po' via per la preoccupazione in classifica a cui occupiamo, forse ci è mancata quella tranquillità di giocare il calcio con più serenità, però di positivo c'è stata una squadra che ha voluto il risultato a tutti i costi. E poi oggi non avete preso gol, questa è una buona notizia. Sì, ho visto alcune immagini della partita di Sorso, soprattutto in occasione del vantaggio, diciamo, romangino, è stato un errore lì sulla sinistra e oggi forse il rientro di Coco in quel senso vi ha dato un po' di sicurezza in più. No, Coco è un giocatore per noi fondamentale, anche perché è rapidissimo, legge le situazioni difensive in maniera ottimale, cioè lui lì è importante per noi, però non vorrei dipendere da nessuno, vorrei che la mia squadra avesse in testa veramente la fase difensiva, come dico io. Lì c'è stato veramente di clamoroso, non abbiamo rispettato le distanze, ci siamo fatti prendere d'infilata. Comunque non nego che per noi Cocco e Delizio sono due giocatori importanti, cui tra l'altro io faccio tanto affidamento con la società uguale, dunque diciamo che domenica non è stato solo per quello, è stato l'atteggiamento sbagliato. E poi vi ripeto, quando c'è la Coppa di mezzo gestisci un po' tutto male, anche se ci siamo allenati ogni giorno, però insomma la Coppa ti condiziona tantissimo. Ora sai, andiamo là a giocarcela, a Valle d'Oria non è facile perché comunque dobbiamo cercare di vincere per forza, perché i 2 gol in trasferta fatti da loro valgono doppio, se in caso di parità, dunque bisogna fare il massimo. E speriamo di non andare lì pensando alla gara di domenica, perché vorrei andare a far bene. Ecco. Certo. Bene, mister, mi ha anticipato perché questa era l'ultima domanda che volevo farle, quindi lo chiedere soltanto se comunque lei è ottimista in vista di questo ritorno di Coppa Italia, insomma. Ma guarda, ti ripeto, io mi trovo a gestire queste 2 settimane, 3 settimane questa situazione qua e devo dirti che non l'ho preparata benissimo, appunto perché comunque la classifica del campionato ci impone di stare veramente attenti a tutto quello che facciamo. Però io nella prima partita ho cambiato 7/11 perché volevo vedere all'opera tutta la rosa, volevo dar fiducia a tutti quanti e devo dire che è stata ben ripagata, nonostante abbiamo preso il gol al 93esimo su una palla inattiva del 2-2. Sì. Questo non subendolo ci avrebbe fatto fare la gara di Valle d'Oria, il ritorno con più tranquillità. Però comunque andiamo lì, probabilmente schiereremo la miglior formazione per andare a giocarcela chiaramente bene. Questo. Va bene, allora grazie mister Scotto, in bocca al lupo per mercoledì e per il derby anche contro la Torres. Grazie.